non passa, si deposita, strato dopo strato, come il sedimento sul fondo di un oceano scomparso. Qui, tra le vene pietrose dei colli euganei, Cavabomba custodisce qualcosa che non si vede: la memoria. Ci troviamo a Cinto Euganeo. La pietra qui non è solo materia, è parola, è racconto. Il racconto della dottoressa Sabina Magro. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Ida, benvenuta al Museo di Cavabomba. Ci troviamo nel cuore dei Colli Euganei, anzi alle pendici dei Colli Euganei, in una giornata che ci dà la percezione di una natura, di un luogo generoso per noi esseri umani, ma per tutti gli elementi che compongono questo ambiente unico nel proprio genere, tanto che, come sapete, è una riserva MAB UNESCO. Qui siamo in comune di Cinto Euganeo e ci troviamo nello spazio che è dalla provincia di Padova stato trasformato proprio in un museo e abbiamo il piacere e l'onore di aprirlo, gestirlo al pubblico, renderlo vivibile, ma credo che l'importanza di questo luogo sarà svelata anche dal racconto che faremo insieme. Tante sono le storie che sono legate a questo spazio. Cavabomba era lavoro, calce, fatica, necessità, vero dottoressa? Proprio così, una storia fatta di persone che hanno vissuto qui e hanno lavorato a partire dalla fine dell'Ottocento, sfruttando nel punto A di questo pannello la presenza del calcare in diversi formati, che è stato cavato e grazie alla presenza di questi forni costruiti appositamente trasformato in calce. La produzione poi veniva conservata nei magazzini che diventavano un luogo da cui far partire la materia e distribuirla attraverso l'approdo che è qui vicino presso il canale Bisatto a tutte le destinazioni in cui una calce, potete immaginare un materiale utilissimo in tutto il settore dell'edilizia per la lavorazione. La calce, sì, perché questo era un territorio particolare. Proprio così abbiamo il privilegio di trovarci in un'area geologicamente caratterizzata dalla sedimentazione di questa materia, che può avere diverse caratteristiche, la incontriamo appunto anche presso questi elementi con cui sono costruite le murature, ma che ha un'essenziale caratteristica che è quella di poter essere trasformata attraverso un processo di cottura in forni adeguatamente costruiti e gestiti in una materia preziosissima e soprattutto di qualità, ma il punto di forza non è solo avere il luogo di reperimento, il luogo di trasformazione, ma anche il luogo di distribuzione del prodotto. A Cavabomba, dottoressa, nulla era a caso, era stato costruito proprio vicino a questo approdo, l'approdo del canale Bisatto. Stiamo camminando sopra un ponte che passava al di sopra del canale Bisatto, un canale artificiale tagliato in età medievale, ma utilizzato per secoli proprio per trasportare le merci, ma anche le materie prime dei Colli Euganei, in primis la trachite, ma anche calcare e soprattutto la calce che veniva prodotta qui nella cava bomba, che aveva
tutto ciò che serviva per una diretta relazione tra l'estrazione e il commercio. A pochi metri dall'ingresso del museo di Cavabomba, qui sul nostro ponte, troviamo la ciclovia Anello dei Colli Euganei, fiore all'occhiello della provincia di Padova. Un altro strumento di avvicinamento del turismo locale, ma anche quello che viene appositamente in questo meraviglioso contesto, fruibile da tutti e da tutte con facilità, perché l'anello collega molti luoghi ed è, grazie alla lunghezza ma anche alla facilità del percorso, godibile da tutti, non solo dai ciclisti esperti. Dottoressa, il turista curioso che qui arriva trova qualcosa di insolito che forse non ha nemmeno mai visto. Un unicum, un complesso di archeologia industriale che, grazie al restauro della provincia di Padova nel momento dell'acquisizione, rimane per sempre a tutti noi. Gli elementi sono anche quelli in metallo che hanno permesso il transito dei carrelli col trasporto della materia che veniva poi macinata e trasformata in calce. Memoria ne sono anche alcune macchine che sono in ghisa, che sono qui conservate e musealizzate all'aperto, frutto di ingegno umano ma anche di grande lavoro. Un museo non solo esterno, ma anche uno interno. Un passo indietro nel tempo ancora più lontano. Prima degli uomini, prima dei colli, qui c'era il mare, caldo, tropicale, dove oggi camminiamo un tempo nuotavano pesci antichi, alghe gigantesche, forme di vita che non hanno nome. Un'impronta può raccontare più di 1000 pagine, perché è rimasta quando tutto il resto è svanito. A Cavabomba è nato un nuovo museo in diverse sezioni. Partiamo dalla prima, ci troviamo in quello che era il magazzino di Cavabomba, dottoressa. È stato un magazzino, oggi è la sezione paleontologica, che nasce proprio grazie alla volontà fortissima di un gruppo di cittadini, excavatori, appassionati, coordinati a suo tempo da Franco Colombara, ancora oggi curatore scientifico del museo, che iniziarono gli scavi paleontologici con una metodologia scientifica. L'esito fu quello di creare una narrazione che permette di comprendere sia la formazione dei depositi che si trovano qui, dei Colli Euganei in generale, ma anche come nasce la Terra, la storia di questa natura prima della storia dell'uomo. Facciamo due passi, ma naturalmente non scopriamo tutto, perché il tutto è assolutamente da visitare, da venire a scoprire. Cosa troviamo in questa sala? Certamente in presenza è un tipo di esperienza consigliata per la quantità di reperti che sono disponibili nelle vetrine e sono solo una parte. Sono stati selezionati per raccontare come si sono formati questi depositi quando i Colli Euganei erano sotto l'acqua del mare. Migliaia, milioni di anni fa, venite a scoprirlo. E qui per tutti gli amanti di geologia troviamo qualcosa di straordinario, collezione di minerali. La passione di Niccolò da Rio per la collezione geologica ha fatto la storia e l'intera sua proprietà è stata donata a questo luogo nel 1888. Ne parlano ancora le forme dei mobili, le caratteristiche vetrine che non sono state toccate rispetto all'originale, che ha un valore storico perché prima della ricerca si è sempre lavorato anche grazie ai collezionisti che sapientemente hanno poi donato a chi si occupa di studio e ha permesso la trasmissione dei saperi. Ed entrando nella terza sala si resta abbagliati dalla luce dei minerali. Ognuno di essi proviene da una località della Terra e sono stati ordinati secondo una classificazione scientifica. In particolare la maggior parte sono dono di una collezione di Delmo Plevani
che fu generosamente attento a consegnarla a questo museo, ma vi è anche una piccola sezione dedicata proprio ai minerali dei Colli Euganei che invece è studiata dal gruppo mineralogico paleontologico dei Colli Euganei che continua a collaborare con il museo. Museo Cavabomba è proprietà della provincia di Padova ed è stata oggetto di un grande lavoro di restauro al giorno d'oggi. Da chi può essere visitato, dottoressa? La caratteristica del museo è proprio di essere accogliente per tutto e per tutti, in particolare adatto al mondo della scuola. Esistono dei servizi educativi creati appositamente per il mondo dell'università, quindi la scuola anche del massimo grado. È adatto agli appassionati, a coloro che passeggiano nei Colli Euganei e vogliono veramente capire, toccare con mano come si sono formati questi sedimenti geologici nelle diverse fasi e comprendere anche come noi esseri umani possiamo avere a cuore questo luogo e trasmetterlo di generazione in generazione. Oggi Cavabomba non produce più calce, ma produce consapevolezza. È un ponte tra generazioni, tra il mondo che era e quello che vogliamo lasciare. Qui, tra le pietre che respirano da milioni di anni, impariamo la cosa più semplice e più difficile, che il futuro si costruisce solamente scavando dentro al passato.